Simone Corona, una sconfitta, diciamo che la vigilia ci poteva stare, ma un Sarzana che ha tenuto comunque botta, 3-1 contro uno squadrone come il Bassano. Sì, noi quest'anno ci sentiamo di un livello superiore rispetto all'anno scorso, perlomeno come quello che speriamo in pista. Non voglio dire che i singoli di quest'anno sono meglio di quelli dell'anno scorso. Il problema è che rimaniamo sempre in questo limbo dove con le big, con le diciamo, top 6 non riusciamo a rubare l'intera posta, e questo lo paghiamo perché adesso a 3 giornate dalla fine siamo a lottarci il settimo e ottavo posto, quanto per me a questo punto con qualche punto che potevamo rubare appunto alle prime 5-6 potevamo essere a lottare il quinto o sesto posto. Il dispiacere è questo, l'obiettivo dichiarato lo dichiaro io perché voglio tornare in quella Coppa Italia, ripeto, che a noi è tanto cara, anche da ottavi, torneremo da ottavi, è uguale, prenderemo il trissimo e ce la giocheremo, però ora dobbiamo concentrarci al 100%, la prossima per me è la partita più importante forse dell'anno, del girone d'andata sicuramente. Oggi è stata una buona partita, loro sono fenomenali, complimenti al Pancio che per me stasera ha vinto la partita praticamente da solo e gli voglio bene, quindi va bene. E niente, noi ci rimbocchiamo le maniche con un po' di dispiacere, ma dobbiamo far diventare questo rabbia e voglia per andare sabato a Grosseto e fare una partita dove dobbiamo prendere i 3 punti e avere il pass per questa Coppa Italia.